Dunque, signor Isolabella è uno dei canterini più anziani che abbiamo nelle squadre di Genova. Quando è che ha cominciato a cantare? Io avevo 22 anni. Cioè, quanti anni fa allora? E dunque ne ho 75, 22, 75, 53 anni. 53 anni cantavo già, sì. Ci può dire qualche cosa sull'origine delle squadre di Tralalleri? Perché si dice che si sarebbero formate intorno agli anni 20. No, io conoscevo dei cantarini anziani già a quel tempo che cantavano già i Tralalleri, che allora io avevo 18, 19, 20 anni che non cantavo ancora, sentivo già gli altri che cantavano i Tralalleri. Quindi già al principio del Novecento c'erano delle squadre qui a Genova? Ma diverse, non poche, tante. Ogni piccolo paesino, piccola borgata, aveva la sua squadra di canto, che cantavano Tralalleri, più cantavano poi canzoni, anche un dialetto, o in italiano, e dottore. Sì, non so, anche dottore però non so, perché ce n'è precisamente una che non so che autore sia quello che... Ce n'è una che dice: come un alesso fior di campo e di freschezza giovinezza, di quel semplice bellezza non esiste più lo scampo, c'è soltanto fior di campo. E poi ce ne sono tante diverse che adesso col tempo mi sfuggono, ecco. E in dialetto si ricorda qualcosa del repertorio antico di queste squadre, in dialetto genovese? In dialetto genovese? Bacicin Vatanakà, in tutte stende drapi, me muore che sta a cana, devo furna qua a ciama, insomma, quelle è in dialetto, ecco. Poi tante, ho cantato anche tanto in italiano, perché io avrò cantato 100.000 canzoni in italiano, e avevo una squadra di canto che automaticamente era intitolata Giovani di Caderiva, ma si cantava come i vecchi, perché eravamo tutti giovani, ma avevamo un'istruzione che si poteva stare a paragone anche alle altre squadre. E quella era una squadra che era conosciuta da tutte le squadre della Valpolcevera, da tutte le parti, in Piemonte, a Volpedo, ai Fonti della Maddalena. Siamo sempre stati una squadra di canto, si cantava in italiano, ma Tralalleri c'erano sempre, perché i Tralalleri erano quelli che... Il Tralalero funzionava da accordo fra le voci, perché per la prima canzone che si cantava era un tralalero. Sempre nella disposizione classica, falsetto, tenore, chitarra, Falsetto, tenore, chitarra, bassi. basso con baritono e 5-6 bassi. E c'è questa cosa che adesso non si dà più a mente a cantare con 8, 10, 11 bassi, più controbasso, chitarra. A quei tempi là si cantava in 10 persone, 6 bassi e 4 prime voci. Quindi i bassi erano piuttosto notevoli. 6 bassi. 6 bassi. Più erano buoni, più si cantava bene. Quindi una media di 10 canterini. 10 cantarini per squadra, e si facevano i campionati di canto, mi ricordo al Teatro Nazionale di Salita Sant'Agostino, che lì si faceva dei convegni di canto con 10-12 squadre per volta, e lì di più di 10 la composizione della squadra non poteva essere. Questo in quali anni, queste gare? 35, 36. Ancora tornando sulle antiche canzoni che lei aveva sentito già cantare da
canterini nati prima del Novecento. Si ricorda qualche altro motivo, no? Guardi, è un motivo in dialetto, no? Lo stesso, purché sia un tralalero di quelli veri. Sì, ecco. c'è 100 dorsali scherzano. Ah, questa è antica, molto È antica, sì, 100 dorsali scherzano sui prati. Adesso mi fugge le parole perché è tanto antica che io, sa, ma lei la può sentire perché ci sono tanti che la sanno già, vuol dire che quelli che la sanno l'hanno sentita cantare dagli altri. Sì. Quindi questi che cantavano le antiche canzoni le avevano conosciute attraverso i loro colleghi. E gli altri compagni, colleghi, sì, insomma, sì. ecco. Oh, di quel diavolo e che ci intenta, oh quelli demonio che ti abbraccia, oh vieni in braccio, oh mia diletta, e tu sei nata per amore. E poi c'è Tralalero che è la stessa cosa. Ai lan 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 la 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 la. Capisci? È sempre che le squadre più antiche che io mi ricordo, una era la squadra dei Facchi di Teglia, Feggino. L'altra era dopo Pontedecimo c'è Campomarone. Cantavano due fratelli, uno da tenore e l'altro da baritono. Poi ce n'era delle altre squadre, la squadra di Sestri, proprio vere squadre antiche. Poi c'era la squadra di Quarto e la squadra di San Martino. Poi veniva quella di Apparizione, che è stata formata un po' dopo. Insomma, su per giù sono tutte le squadre che a quei tempi là padroneggiavano nel canto. Ecco. E la più che mi convinceva di tutte queste squadre, per conto mio, era il Quarto, perché aveva già cominciato a modificare queste voci, invece di essere così sempre all'unisono, è vero, le modificava, faceva uscire delle belle canzoni. È vero che c'erano anche delle rivalità tra le varie squadre. Sì. C'era un battibecco, una voleva cantare meglio che l'altra. Poi facevano delle gare e in quelle gare succedeva che chi voleva il primo l'abbiamo vinto noi, il primo l'hanno data a quella là, insomma c'era sempre un po' di remescio, ecco, un po' perché una diceva se l'abbiamo vinto noi, quell'altra se l'abbiamo vinto noi, il primo premio, e la giuria era inappellabile, quello che segnava. Poi, andando il tempo avanti, è venuto che hanno sistemato che venivano dei ciechi a giudicare le squadre di canto, così non vedevano faccia nessuno e sentivano, ciechi musicisti si intende, sentivano e dicevano questo ha cantato, segnavano per conto loro i punti, un piccolo sbaglio non lo notavano, perché lì bastava che un basso dasse una battuta falsa, loro la notavano, era meno un punto, è vero. Ecco, allora i ciechi però non vedevano nessuno, io credo che a quei tempi là fosse così. Sempre negli anni appunto 30-35. Sì, 30, 35, 36. E il luogo di ritrovo normalmente di queste squadre era l'osteria, no? Il luogo di ritrovo si trovavano in un'osteria, però avevano sempre un retro un po' appartato da poter studiare qualche canzone in tranquillità.
Poi, non so, vi venivano richieste, non so, queste squadre per matrimoni, feste, andavate in giro, no? Ma quello usa più adesso che così. Se no prima venivano richieste queste squadre per convegni di canto che allora venivano pagate, insomma, in base a quei tempi, 5 lire, 10 lire, secondo l'abilità della squadra. Tenore, lei ha cantato sempre da tenore? Contralto. In un primo tempo io ho cantato per 10-12 anni da soprano, da contralto. Poi, vedendo che la mia voce, dopo tanti anni da cantare, è andata smarrendo, allora l'ho girata in tenore. E per quello che io arrivo con la voce da tenore a fare delle note che forse tanti non so se ci arrivano. Secondo lei i contralti, diciamo, di 50-60 anni fa cantavano nello stesso modo di oggi o avevano uno stile diverso? Ce n'era qualcheduno che cantava sullo stile diverso. Potrei citare uno della squadra dei giovani di Sestri, potrei citare Tiglio, uno della squadra di Sturla Quarto, insomma, diversi che forse variavano un po' con la voce già da un po' differente.